Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Niscemi sotto osservazione anche la strada provinciale 11, unico collegamento con il resto della provincia. La Procura di Gela accelera da lunedì interrogatori e acquisizione di documenti per chiarire cause e responsabilità della frana. Le carceri come piazze di spaccio, 2 detenuti morti per sospetta overdose. Ad Augusta a lanciare l'allarme sono i sindacati di polizia penitenziaria che denunciano la droga circola in grandi quantitativi. A Palermo, famiglia assegnataria di un alloggio allo Zen minacciata e messa in fuga. L'assessore Ferrandelli presiedia l'immobile e trascorre la notte al suo interno. A Catania, via Grottamagna, chiusa per pericolo crolli, insorgono i residenti e il parroco. Siamo reclusi in casa e chiediamo certezze. Qui i mezzi di soccorso non possono arrivare. Maltempo alla Sicilia conta i danni e trema per l'arrivo di un altro ciclone. Gli esperti atteso per l'inizio della prossima settimana. Lutto in casa del Catania, è morto Orazio Russo, è stato la vera bandiera dei rosso-azzurri a soli 52 anni. È morto il catanese legato a doppio filo al club rosso-azzurro per il quale Orazio Russo è stato giocatore, allenatore e dirigente. Calcio in Serie B, tris del Palermo contro l'Entella per la squadra di Inzaghi e la 7ª vittoria consecutiva in casa. Bentrovati, in apertura andiamo a Niscemi perché scattano gli sgomberi precauzionali lungo la strada provinciale 11, unico collegamento tra Niscemi e il resto della provincia. Le criticità emerse dopo i sopralluoghi del pool frana della Procura di Gela. Il fronte instabile supera i 5 chilometri. Da lunedì via alla fase operativa dell'inchiesta, come ci racconta Gerri Italia. Sono scattati questa mattina gli sgomberi precauzionali lungo la strada provinciale 11 a Niscemi. L'amministrazione comunale ha disposto l'allontanamento temporaneo di alcune famiglie e la chiusura di attività commerciali che si trovano nel tratto considerato più esposto a rischio. Una decisione sofferta ma ritenuta necessaria per garantire l'incolumità pubblica dopo le criticità emerse al termine dei sopralluoghi tecnici condotti dal pool frana della Procura di Gela. Proprio lungo la SP11, oggi unico collegamento viario tra Niscemi e il resto della provincia, i consulenti incaricati dall'autorità giudiziaria hanno individuato diversi punti di potenziale instabilità, segnalando il pericolo concreto di nuovi cedimenti, un quadro che ha fatto scattare l'allerta massima. La priorità è garantire la massima sicurezza possibile alla popolazione senza interrompere una via di comunicazione vitale per il territorio, ha spiegato il procuratore capo Salvatore Vella. Le risultanze sono state subito condivise con il centro operativo comunale e con il centro coordinamento soccorsi di Caltanissetta per individuare soluzioni tecniche in grado di consentire la circolazione in condizioni accettabili di sicurezza. Intanto si è conclusa la prima fase di ispezioni sull'imponente frana che ha isolato la città. Magistrati, squadra mobile, polizia del commissariato Niscemi, vigili del fuoco e consulenti tecnici hanno effettuato rilievi a terra e dall'alto. Decisivo il sorvolo in elicottero della Polizia di Stato. Le immagini mostrano un fronte instabile molto più esteso del previsto, superiore ai 5 km inizialmente stimati, con movimenti ancora in atto in più settori. Un materiale tecnico fondamentale per ricostruire il modello della frana e individuarne le cause. Da lunedì l'inchiesta entrerà nella fase operativa. Partiranno gli interrogatori dei tecnici informati sui fatti e l'acquisizione di atti, progetti e autorizzazioni per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. E rimaniamo a Niscemi, dove sono arrivati anche i volontari dell'associazione Outsider per offrire un aiuto concreto e un sostegno umano agli oltre 1500 sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case tra valigie, scatoloni e lacrime. Vediamo. A pochi passi dal limite invalicabile della zona rossa il tempo sembra fermarsi, oltre le transenne restano le case vuote, dentro le strade il silenzio, davanti invece scatoloni, borse, sacchi neri e la vita compressa in pochi oggetti. È qui che si muovono i volontari dell'associazione Outsider, giubbotti azzurri, gesti rapidi, sorrisi e sguardi attenti, assistono gli sfollati, li accompagnano assieme ai vigili del fuoco nei rientri controllati nelle abitazioni, aiutano a recuperare l'indispensabile. Sono state delle settimane abbastanza impegnative
negative, sia a livello emotivo, perché comunque sono state le situazioni molto importanti da sostenere, però abbiamo cercato di dare il nostro contributo, sia spiritualmente che comunque in maniera manuale, perché comunque la maggior parte sono persone anziane che hanno perso tutto, hanno perso i loro sacrifici, hanno perso le loro case, hanno perso il loro luogo sicuro. E ogni volta, ogni porta che si apre è un colpo al cuore, si entra in fretta, si sceglie cosa portare via, si lascia il resto, ricordi, affetti, pezzi di quotidianità, i volontari restano lì, accanto, offrono supporto pratico e morale, una parola o un abbraccio, nessun pietismo, qui serve rispetto, le persone chiedono di essere comprese, non compatite, e trovano ascolto, presenza e umanità. In situazioni del genere purtroppo la cosa che fanno molti è quasi compatirli, e le persone non hanno bisogno di essere compatite, le persone hanno bisogno di sentirsi amate, di sentirsi capite. A Niscemi, lungo il confine della zona rossa, la solidarietà diventa così l'unico appiglio, perché quando tutto vacilla restano i gesti semplici e la speranza di ricominciare. Cambiamo pagina, 2 detenuti sono morti per sospetta overdose nel carcere di Augusta. A lanciare l'allarme i sindacati di polizia penitenziaria che denunciano la droga circola in grandi quantitativi, specie nelle carceri siciliane, lombarde e campane, come ci racconta Emanuela Corsi. Le carceri come piazze di spaccio dove la droga circola in grandi quantitativi soprattutto in Sicilia, Lombardia e Campania. Ad accendere i riflettori su un fenomeno sommerso sono le morti per sospetto overdose tra i detenuti. 2 casi arrivano da Augusta, dove 2 reclusi sono morti negli ultimi 15 giorni. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta che dovrà accertare le cause dei decessi e nel caso di conferma dell'ipotesi di overdose come è entrata la droga. Dietro a questo traffico c'è sempre la criminalità organizzata che fa affari controllando, come dimostrano numerose inchieste, le più grandi piazze di spaccio dentro e fuori, anche con l'uso dei telefonini. Nelle carceri siciliane lo spaccio di droga è di decine di milioni di euro. È impensabile che all'interno delle carceri non si riesca a garantire la vita e addirittura si possa morire per overdose. C'è bisogno che il governo e l'amministrazione penitenziaria si faccia carico di questa piaga con investimenti, idee e in soldi per evitare che si possano riverificare cose del genere. Nel 2025 sono 8 le persone decedute per overdose, mentre i sequestri effettuati negli istituti penitenziari ammontano a 65 kg di sostanze stupefacenti di ogni tipo. La droga, ci spiega Di Giacomo, entra attraverso i droni, spesso pilotati all'esterno da minori, ma anche attraverso fucili ad aria compressa che sparano pallini con lo stupefacente. Spesso viene introdotta dai parenti dei detenuti o da agenti infedeli ed occultata tra pastiglie di farmaci. Andiamo a Palermo allo Zen, dove una famiglia assegnataria di un alloggio popolare viene minacciata e messa in fuga. L'assessore Ferrandelli, così che è assessore all'emergenza abitativa, decide di trascorrere la notte all'interno della casa dello Zen per presidiare l'immobile. Appena passata appunto la notte al suo interno, e poi fa anche una dichiarazione pubblica. Vediamo. Una notte allo Zen non è il titolo di un nuovo film, ma la sintesi delle ultime ore dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Buon sabato mattina dallo Zen. Ma cos'è successo? Una casa che si trova allo Zen 2 è stata assegnata a una famiglia che però, come purtroppo è accaduto altre volte nel recente passato, è stata minacciata e costretta a fuggire. L'intimidazione ha spinto l'assessore all'emergenza abitativa a una scelta simbolica: presidiare l'immobile e dormirci dentro per evitare che qualcuno del quartiere potesse occuparlo. Stiamo passando una serata entusiasmante all'interno di questo immobile popolare che riteniamo debba essere riconsegnato ad una famiglia che ne ha diritto della lista dell'emergenza abitativa del comune di Palermo, e stiamo conoscendo tanta umanità. C'è molta partecipazione rispetto alla volontà di consentire la normalità in questa città, c'è tanta voglia qui dentro lo Zen. Dovete andare via, le urla di minacce verso una famiglia assegnataria, poi l'irruzione da parte di 2 balordi e la fuga per evitare il peggio. Ferrandelli, a staffetta con altre persone, si trova all'interno dell'appartamento per non permettere incursioni esterne. La notte è passata tranquillamente, abbiamo avuto soltanto qualche gioco di luce, qualcuno ha giocato un po' con il contatore, attaccandolo, staccandolo, abbiamo avuto
un po' da fare, dopodiché abbiamo dormito benissimo, l'immobile mi sembra ben presidiato, il messaggio che credo sia stato recepito dal quartiere è che noi intendiamo difendere anche fisicamente i nostri beni pubblici per poter consentire che altri cittadini nella lista dell'emergenza abitativa possano godere di un tetto sicuro dopo anni magari di attesa. Ancora violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una trentenne ha aggredito il personale sanitario e danneggiato alcune apparecchiature. Un operatore è rimasto anche ferito. La donna è stata dunque bloccata e portata dalla polizia, dai carabinieri che l'hanno denunciata. Davide Sardo. Ancora violenza in corsia, notte di tensione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove una trentenne agrigentina ha aggredito medici e infermieri e danneggiato alcune apparecchiature sanitarie. La donna, già nota alle forze dell'ordine, si trovava in sala d'attesa, in attesa di essere visitata, quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato a protestare con insistenza contro il personale. In pochi minuti la situazione è degenerata, urla, minacce, spintoni e poi la furia contro strumenti e operatori. Un sanitario è rimasto ferito. Scene di paura tra i pazienti presenti. Decisivo l'intervento congiunto di polizia e carabinieri che hanno bloccato la trentenne e riportato la calma nel reparto. Per lei è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, violenza a incaricati di pubblico servizio e danneggiamento. Indagini in corso per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sequestro da oltre 1 milione di euro a 2 finti promotori finanziari di Messina. Il denaro sottratto a ignari clienti, come ci racconta Francesco Triolo. Un sequestro di beni per un valore superiore a 1.200.000 euro è stato operato dalla Guardia di Finanza di Messina nei confronti di 2 persone indagate per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Le indagini sono partite dalla segnalazione di 2 investitori che avevano denunciato il mancato rimborso dei capitali affidati. I 2 indagati, uno operante nel messinese e l'altro in Svizzera, sfruttavano l'esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria per attirare clienti con la promessa di rendimenti elevati e sicuri. Un'articolata truffa commessa da 2 consulenti che, in violazione delle norme che tutelano il sistema finanziario, hanno convinto ignara clientela a sottoscrivere i titoli obbligazionari emessi da una società di diritto maltese, con la prospettazione di un'elevata rendita. Alla richiesta di disinvestire, almeno in parte, i prodotti finanziari, i risparmiatori comprendevano di essere stati truffati, decidendo a questo punto di denunciare il raggiro alla Procura della Repubblica di Messina, che ha coordinato l'indagine. I titoli erano riconducibili ad una società facente capo direttamente ad uno degli indagati. Per rendere credibile lo schema venivano inizialmente corrisposti guadagni correlati a cedole periodiche, facendoli risultare come provenienti da una società fiduciaria nazionale, alimentando così le prospettive di guadagno degli investitori. Alla moglie di uno dei consulenti è stato contestato anche il reato di ricettazione per aver ricevuto sul proprio conto corrente una parte del profitto indebitamente conseguito dal marito. Andiamo a Catania, dove sono state riscontrate irregolarità in 2 ristoranti del centro. In uno, della zona di Viale Africa, sono stati sequestrati 7 kg di molluschi reimmessi impropriamente in acqua. È stato trovato anche pesce congelato venduto come fresco e tagli di carne indicati sul menù da quelli effettivamente venduti, diversi da quelli effettivamente venduti. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio. In un locale della zona di Piazza Europa, invece, la cucina comunicava direttamente con i servizi igienici e alcune bombole erano accatastate per un quantitativo superiore a quello consentito dalla legge, denunciato il titolare. In entrambi i locali le vie di fuga erano ostruite. Rimaniamo a Catania, dove in via Grottamagna i residenti sono barricati in casa. I residenti e parroco della chiesa dei Cappuccini puntano il dito contro il comune. Chiediamo tempi certi e se c'è pericolo, per quale motivo non è stata chiusa anche via Plebiscito. Vediamo il perché di questo pericolo con Tonino De Mana.
Il pericolo crollo è evidente, tanto che dopo un nostro servizio TG sono stati presi provvedimenti. Via Grottamagna va chiusa al traffico veicolare e pedonale. Questa volta niente transenne, ma un vero e proprio muraglione in metallo che non consente passaggi di alcun tipo, costringendo i residenti in un tortuoso giro tra viuzze talmente strette da non poter essere percorse. Figuriamoci se dovesse rendersi necessario il passaggio di un mezzo di soccorso. Il carro furbo non è potuto entrare dalle vie strette, quindi la mamma è dovuta uscire da casa a spalla. Adiacente alla via Grottamagna c'è la chiesa dei Cappuccini. Padre Augusto chiede chiarezza e tempi certi. Dopo 28 anni oggi ci si accorge che la casa è pericolante e poi è veramente pericolante. Sicuramente ci sono delle tegole o dei comignoli che andrebbero messi in sicurezza. Il 17 dicembre del 2025 sono venuti i vigili del fuoco, l'indomani sarebbe passato il tedoforo da via Plebiscito, hanno gettato giù qualche tegola dal lato di via Plebiscito, non dal lato di via Grottamagna, e oggi ci si accorge che l'edificio è pericolante, è veramente pericolante, è oggi più pericolante di quanto non fosse il 16 dicembre. Questo ce lo chiediamo perché non capiamo il motivo di questa chiusura. 2 pesi e 2 misure, da qui lo sfogo dei residenti che puntano il dito contro l'amministrazione comunale. È passata la santa di qua, il pericolo non c'era anche in via Plebiscito? Perché non hanno chiuso la via Plebiscito e invece ci hanno recluso a noi? Non esiste nessuna ordinanza, nessuna determina che stabilisca la chiusura di questa strada. L'edificio fatiscente pende come una spada di Damocle sulla trafficata via Plebiscito. La Sicilia è ancora alle prese con la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore con venti fino a 100 km orari. Sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco negli ultimi giorni, ma attenzione perché secondo gli esperti è in arrivo un altro ciclone. Emanuela Corsi. Il ciclone di San Valentino sferza la Sicilia. Una nuova ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore le province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. Secondo un report dei Vigili del Fuoco sono 647 gli interventi effettuati in 2 giorni, principalmente per la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di edifici danneggiati dalle forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 180 km orari. Nel weekend è ancora allerta gialla con forti venti e mareggiate lungo le coste. Nel corso della giornata di domani bisognerà fare attenzione ai venti che saranno molto forti di maestrale sul canale di Sicilia, che sarà l'area maggiormente interessata dalla burrasca. Altrove avremo una ventilazione che comunque sarà tesa ma non supererà la soglia d'attenzione. Attenzione alle piogge rovesci che saranno più frequenti sulla parte occidentale dell'isola ma anche lungo le coste tirreniche. Dalla prossima settimana la Sicilia sarà interessata dal passaggio di un altro ciclone, con il vento ancora protagonista. Tra lunedì e martedì arriverà un'altra perturbazione, sempre caratterizzata da venti forti. Inizialmente lunedì il ponente che soffierà fino a raffiche di burrasca forte, mentre nel corso della giornata di martedì arriveranno i venti di maestrale che saranno molto forti, potranno raggiungere velocità di oltre 80 km/h nei punti più esposti, anche di più, e causare dei nuovi disagi. Tra mercoledì e giovedì ci dovrebbe essere un'attenuazione dei fenomeni, una pausa in vista di un altro peggioramento che potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana. E il vento porta anche il mare in tempesta. Andiamo sulla costa agrigentina, ad Eraclea, Minoa. Si lavora infatti senza sosta per salvare la spiaggia dall'erosione e mettere in sicurezza uno stabilimento balneare minacciato dalle mareggiate. Davide Sardo. Il mare torna a colpire la costa agrigentina. Vento di burrasca e mareggiate violente stanno mettendo a dura prova il litorale in una nuova ondata di maltempo che non concede tregua. A Eraclea Minoa si lavora in condizioni difficili. Mezzi meccanici e operai sono impegnati nelle operazioni di ripascimento della spiaggia, avviate dopo la realizzazione delle 3 barriere frangiflutti per contrastare la grave erosione costiera. Gli interventi coordinati dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico in Sicilia riguardano circa 2 chilometri di costa. L'obiettivo è consolidare il nuovo arenile e mettere in sicurezza uno stabilimento balneare minacciato dall'avanzata del mare. In queste ore l'attenzione è concentrata soprattutto sulla terza spiaggia, dove si tenta di rafforzare il tratto sabbioso, mentre nella prima spiaggia la situazione resta particolarmente critica. Una corsa contro il tempo, ogni mareggiata rischia di cancellare i progressi raggiunti, mentre si attende che il mare torni finalmente a calmarsi.
La centralità delle periferie, se ne è parlato al Regina Apostolorum di Catania, dove sono state fatte nuove proposte per il territorio etneo, partendo da ciò che è già attuale, hanno spiegato i relatori. Orazio Longo. Guardare alle periferie come luoghi di serie A è il tema del convegno dal titolo La centralità delle periferie, che si è svolto a Catania nella sede del seminario interdiocesano Regina Apostolorum. Serve una progettualità partendo da ciò che già è attuale, dice Franco D'Amore dell'associazione Attivismo Civico. Il concetto della centralità delle periferie non riguarda solo le periferie come quartieri, come strutture architettoniche, riguarda tutte le realtà emarginate. Un'attività politica amministrativa che riuscisse a mettere al centro dell'intervento queste periferie sicuramente sarebbe un'attività politica amministrativa che, avendo messo al centro del suo intervento l'essere umano, sicuramente si muoverà nel modo giusto. Tra i punti centrali emersi durante il convegno per una progettazione efficace volta al rilancio delle periferie, la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, il rilancio dei trasporti pubblici, l'inclusione degli svantaggiati. E oggi è il giorno di San Valentino, fiori, cioccolatini, promesse d'amore e ristoranti al completo. Francesco Loi. È un giorno speciale da condividere con la persona che si ama. E per questo è bello, perché uno ha la moglie, i bambini e li fa contento con dei regalini. Una rosa o un peluche. Per San Valentino il cuore batte più forte. Dopo, voglio dire, 12 anni quasi che stiamo assieme, l'amore è sempre più forte, sì. Noi siamo sposati esattamente quasi da 26 anni. Sì. Tutti i giorni festeggiamo. Il 14 febbraio si respira un'atmosfera diversa dal solito. Nella Sicilia, nona regione più romantica d'Italia. Classifica che emerge dall'indice Cupido 2026. Tra le ricerche su Google i più gettonati sono cioccolatini, regali e cene. Questa sera faremo una cenetta in virtù di San Valentino. A base di pesce, a credo. A base di pesce, sì. Abbiamo deciso di fare una bella passeggiata, il tempo permette, andiamo a mangiare fuori e ci godiamo questa giornata. C'è anche chi ne approfitta per chiedere la mano alla dolce metà. Comunque, proposta di matrimonio o no, solitamente il regalo non manca. Già il regalo l'ho ricevuto veramente, che sarebbero dei fiori della Lego da costruire insieme. Sono fiori che durano per sempre. Ma vengono qui più uomini o più donne? Allora, dipende. Gli uomini che magari sono un po' in ritardo con i regalini o donne che pensano a se stesse. Ma l'amore viaggia anche attraverso i social. Ci sono relazioni che nascono proprio nelle piazze virtuali, per poi naturalmente proseguire dal vivo. Ricordiamo però che San Valentino è tutti i giorni, perché l'amore va dimostrato sempre. Cambiamo argomento, dare voce alle operaie e agli operai agricoli vittime di sfruttamento, un fenomeno che non sembra avere rallentamenti, quello del caporalato, e che rimane nel mirino della Huila, che ha riconfermato Nino Marino alla guida del sindacato a Catania e Messina. Orazio Longo. Il caporalato come fotografia di un mondo del lavoro che, nonostante gli sforzi, rimane troppe volte lontano dalla legalità e dal concetto stesso di dignità. C'è un'agricoltura buona che non è quella dominata dallo sfruttamento e dal lavoro nero, mentre le imprese criminali, molto spesso infiltrate dalla mafia, vanno messe fuori gioco. A dirlo è la UILA, l'Unione Italiana dei Lavoratori dell'Agroalimentare, che ha riconfermato alla guida del sindacato di Catania e Messina Nino Marino. Poniamo sempre l'attenzione sulla legalità del lavoro. Produciamo cibi di qualità. Produciamo cibi che danno la vita e i lavoratori hanno una povertà comoda, hanno tutti i servizi ma non hanno i soldi per poter vivere. Accanto al reato di caporalato c'è una zona grigia che è il sottosalario, la mancanza di tutela sulla sicurezza del lavoro. Su questo bisogna fare altro, fare intervenire gli enti bilaterali, riuscire a monitorare le aziende. Abbiamo gli strumenti anche telematici. Il sindacato non può essere lasciato solo, tutte le istituzioni debbono collaborare. Durante l'8º congresso che si è tenuto a Catania sono stati riconosciuti i premi a Michele Cucuzza, direttore di Telecolor e Antenna Sicilia, e a Lorena Dolci per i servizi giornalistici che hanno svelato la baraccopoli di Ciappe Bianche a Paternò, luogo simbolo delle nuove schiavitù in agricoltura.
Lutto nel mondo del calcio. Il Catania perde la sua bandiera. A soli 52 anni è morto Orazio Russo, catanese legato a doppio filo al club rosso-azzurro, per il quale è stato giocatore, allenatore e dirigente. In maglia etnea ha totalizzato 159 presenze e 13 gol, distribuiti tra Serie C, B e A, categoria nella quale ha collezionato l'ultima presenza nel maggio del 2010 contro il Genoa. Nella sua carriera ha giocato in Serie A anche con il Lecce, segnando 4 gol nel campionato 93-94. Ha vestito anche le maglie di Spal, Savoia, Cireale, Padova, Perugia, Gela. Lascia la moglie Manuela e i figli Lorenzo e Letizia. Anche da parte nostra, della nostra redazione, il più profondo cordoglio. Noi con questa notizia ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Palermo vince e convince. Al Barbera piega Lentella per 3-0. In gol Poyampalo, Ranocchia e Pierozzi. Rosanero momentaneamente al terzo posto. Marco Gullà. Il Palermo fa 13 al Barbera, Entella piegata 3-0 e 13° risultato utile consecutivo, tra l'altro la 7ª vittoria di fila tra le mura amiche. Il Palermo vince e convince, 3 punti che mettono pressione alle dirette concorrenti per la promozione diretta e plastificano il magic moment dei rosanero. Inzaghi cambia qualcosa nella formazione rispetto a Marassi, fuori Jonsen e dentro Leduaron, in difesa torna Beresischi. Nel giorno degli innamorati non poteva che essere Poyampalo a regalare cuoricine ai tifosi rosanero, quasi al pronti via, incornata perfetta del finlandese, e Palermo già avanti. I rosanero controllano il match, ma Lentella va vicinissima al pareggio. Joronen salva miracolosamente su Di Mario. Che parata! Al 41esimo il raddoppio, Palumbo batte basso il corner, Ranocchia entra in area e calcia, Colombi in un primo momento para, ma poi la palla si impenna ed entra in porta. 2-0 per il Palermo. Dopo 2 minuti Poyampalo cerca il gol di classe, ma non inquadra la porta. Ripresa, il copione è sempre lo stesso, il Palermo attacca e trova il 3-0 che chiude il match. Cross di Palumbo e tiro al volo di sinistro di Pierozzi che trova l'angolino, altro gran gol. I rosanero iniziano a divertirsi, i ritmi si abbassano, i cambi danno maggiore compattezza al centrocampo palermitano. Tirelli dell'Entella si divora, un gol già fatto. Il Palermo non accelera più e anestetizza il match, finisce con la festa della squadra sotto la curva. Il Palermo corre e adesso spera nei passi falsi delle concorrenti. Bene, invece per il Trapani, terza sconfitta consecutiva. Nella trasferta di Giuliano, Granata battuti per 3-1. Se non è crisi, poco ci manca. 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 partite, con 9 gol subiti e appena una rete segnata. Anche in casa del Giuliano, ultima in classifica e adesso a un solo punto dai Granata, il Trapani ha confermato tutta la fragilità del complesso uscito fuori dal mercato di gennaio. Ci fermiamo ancora per una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Ritorniamo in studio, ultime notizie. Il deputato regionale di Controcorrente Ismaele Lavardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della regione siciliana alle prossime elezioni previste per il prossimo anno. Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete, una sfida titanica ma necessaria, ha detto Lavardera. Alla vecchia politica nessuno credeva che nel giro di un anno sarei riuscito a mettere su una squadra straordinaria. Oggi abbiamo presentato il programma a dispetto di quelli che dicono che siamo un movimento solo di mera protesta. È quanto detto da Lavardera. Questa dunque era l'ultima notizia, noi adesso ci fermiamo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.